Tamponi salivari con un'affidabilità identica ai più classici, quelli molecolari nasofaringei. Un servizio offerto ai dipendenti dell'Università di Padova dallo scorso 8 di ottobre. Al progetto, che evita le code ai drive-in o agli ambulatori, ha aderito l'80% del personale. L'esecuzione è semplice. Al mattino, prima di far colazione, prima di lavarsi i denti, masticare il tamponcino di cotone, lo ripone e poi consegna la provetta in uno dei 8 siti che abbiamo identificato. Alla risposta nelle 24 ore, i dati sono assolutamente accurati e assolutamente confrontabili col cosiddetto tampone nasofaringeo. In caso di positività scatta la telefonata al Dipartimento di Medicina Preventiva dell'Ateneo, che dà il via a tutte le procedure di contact tracing e di isolamento. Un primo bilancio c'è già. Abbiamo testato circa 4.000 soggetti ogni 15 giorni a partire dall'8 di ottobre, quindi complessivamente abbiamo eseguito circa 10.000 test. La positività che abbiamo rilevato all'inizio ovviamente era molto bassa e ha seguito l'andamento della pandemia che abbiamo visto in questo periodo. Attualmente la percentuale di positivi trovati con il test salivare si attesta intorno al 5-6 per 1000. L'esperienza si può esportare anche ad altri atenei, enti pubblici o aziende private. La sfida ora è quella di estenderla anche alla società civile.